Buonasera da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale. Due tragedie della strada in questo fine settimana. Nella tarda serata di ieri a Udine, in via delle Ferriere, è morto un ragazzo di 16 anni di Pagnaco che è stato investito da un'auto, una Smart, condotta da un uomo di Udine mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sono stati purtroppo inutili soccorsi prestati dal personale medico di un'ambulanza inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Per il ragazzo morto sul colpo non c'è stato nulla da fare e non ce l'ha fatta Renzo Kollovic, il 60enne di Udine, che nel pomeriggio di ieri, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Manzano, ha perso il controllo della sua moto che è caduta sull'asfalto all'altezza di una intersezione lungo via nazionale a Butrio. Nell'impatto, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi, il motociclista aveva perso il casco e riportato lesioni gravissime al capo e al torace, trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Non ce l'ha appunto fatta a superare le gravissime ferite ed è morto. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 23 nuovi contagi da tamponi molecolari, che sono stati 2.280, la percentuale di positività è dell'1%. Inoltre 699 sono stati test rapidi, qui un solo caso rilevato, lo 0,14% del totale. I decessi registrati sono stati 3, i ricoveri in terapia intensiva sono 34, mentre quelli in altri reparti risultano essere 217. Le persone in isolamento scendono a 7.022. Ha parlato ieri il presidente della regione Massimiliano Fedriga chiedendo una massima adesione alla campagna vaccinale, soprattutto nella categoria over 60. Queste parole si è riferito per il Movimento 5 Stelle il capogruppo in Consiglio regionale Cristian Sergo. Comprendiamo e sottoscriviamo l'invito a vaccinarsi, ma bisogna che considerare, dice Sergo, che c'è chi si è prenotato ad aprile e deve attendere giugno per la prima dose. Alcune categorie vengono correttamente vaccinate nel giro di 24 ore dalla prenotazione, rimarca l'esponente pentastellato, mentre far aspettare anche 2 mesi ad altre persone rischia di essere un messaggio controproducente e dunque chiede Sergo di somministrare dosi in tempi rapidi a chi si è prenotato tempestivamente per promuovere la campagna vaccinale. E domani i gruppi consigliari regionali di opposizione, PD, Patto per l'Autonomia, Movimento 5 Stelle, Cittadini e Gruppo Misto, illustreranno la richiesta di istituzione di una commissione speciale sulla gestione della pandemia, così come previsto dalla mozione presentata numero 251. Un locale a Udine Sud intanto è stato chiuso per 5 giorni per violazione delle norme anti-Covid. Alla chiusura si aggiunge anche una sanzione amministrativa. Tutto questo in seguito all'intervento di 4 pattuglie della polizia locale dopo una lunga serie di segnalazioni che hanno portato i vigili ad accertare sul posto poi la presenza di numerosi avventori nei locali interni e dunque contro il divieto di assembramento e anche il divieto di consumare bevande e cibi al chiuso. Sono state sanzionate 18 persone, molte altre sono riuscite invece ad allontanarsi. Furto e sostituzione di persone, l'ipotesi di reato per cui si sta procedendo nei confronti di una donna di 31 anni residente nel Casertano e del suo convivente, un 48enne. Questo perché attraverso i dati anagrafici e il codice fiscale di un defunto hanno attivato in modalità vocal ordering un contratto di fornitura di corrente elettrica e questo ha causato un danno economico di 650 euro al fratello della persona scomparsa, un uomo di 63 anni residente a Campoformido. I due sono stati denunciati a piede libero. Torniamo a parlare di incidenti perché la scorsa notte la squadra del distaccamento di Opicina è intervenuta sulla bretella del raccordo 13 per Fernetti per un incidente stradale, appunto con un auto articolato che ha terminato, forse per un colpo di sonno, la sua corsa sospeso su un muro a fianco della carreggiata. Il conducente, un cittadino slovacco di 52 anni, è stato preso in carico dal personale sanitario in condizioni non gravi.
Si è chiuso all'1:40 della scorsa notte sotto una pioggia battente, un intervento da parte del soccorso alpino sul Monte Corno nei pressi di Stavoli Pelli nelle Alpi Carniche. 12 soccorritori della stazione di Forni di Sopra insieme a quelli della Guardia di Finanza hanno raggiunto una persona ferita, un 49enne di Ruda e il compagno. Poco dopo le 23 la donna era dolorante per una frattura alla caviglia. Sono stati superati non senza difficoltà tratti con neve e soprattutto i numerosi schianti di alberi e rami, con soste necessarie poi a liberare il passaggio con la motosega. C'è una gravissima carenza, scusate, di personale nelle sedi INPS della regione. A denunciarlo sono i sindacati che si rivolgono unitamente al prefetto di Trieste. Sentiamo. Gravissime carenze di organico del personale INPS in tutte le sedi regionali. È per denunciare questo che una delegazione di CGIL, CISL e UIL, Confederali di Trieste, composta da Michele Piga, Luciano Bordin e Matteo Zorn, incontrerà domani mattina il prefetto di Trieste. Dati alla mano, in 5 anni si è perso il 27% di personale a Gorizia e il 24% a Trieste, fanno sapere. Il calo dell'organico si è fatto sentire anche a Pordenone con un meno 18% e a Udine segnando un meno 12%. Le 20 assunzioni registrate negli ultimi mesi in regione, appena lo 0,49% del totale, dopo l'ultimo concorso per consulenti di protezione sociale completato nel luglio 2019, non sono sufficienti a bilanciare una situazione che pare destinata ad aggravarsi ulteriormente. Nella nota i sindacati confederali continuano a spiegare che nemmeno una di queste assunzioni ha interessato gli uffici del capoluogo giuliano, dove si stima che a fine 2021 il numero di dipendenti delle aree professionali scenderà a 69 unità. Nel 2012, anno in cui si era registrato l'assorbimento nell'INPS del personale ex INPDAP, erano 141. CGIL, CISL e UIL denunciano ormai da tempo il mancato turnover che rischia di far sentire i propri effetti nel giro di 2 o 3 anni, quando in assenza di un opportuno ricambio generazionale e con un numero crescente di lavoratori prossimi alla pensione, le sedi non saranno più in grado di gestire le prestazioni principali, con gravi e inevitabili ripercussioni sui servizi da erogare ai cittadini. Il prossimo step già programmato prevede il coinvolgimento della politica regionale finché si faccia portavoce a Roma dei disagi causati dalla mancata sostituzione del personale, specie in un momento come quello attuale in cui, fanno notare i sindacati, complice l'emergenza Covid, si registra un incremento esponenziale delle prestazioni INPS. Basti pensare a come sono lievitate le richieste di cassa integrazione rispetto al 2019. E chiudiamo con lo sport perché c'è anche una friulana nel successo in Champions League di volley dell'Imoco Volley Conegliano. Si tratta di Lara Caravello, 27enne, ex capitano della Libertas Martignacco, dove ha giocato per tantissimi anni. Con una parentesi a Soverato l'abbiamo raggiunta il giorno dopo, appunto, sulla vittoria, nella quale ha preso comunque una parte importante con l'intervento in momenti difficili della gara, alcuni interventi davvero importanti in fase di ricezione, e ha avuto una dedica speciale per questa vittoria. Lara Caravello, anzitutto complimenti sul tetto d'Europa. Tu che avevi cominciato scrivendo tutto su un diario, oggi su quel diario cosa scrivi? Oggi su quel diario scrivo obiettivo raggiunto e metto tante facce sorridenti perché in questo momento veramente è difficile pensare ad altro. È una cosa veramente incredibile. Stanotte avrò dormito penso 3 ore perché prendere sonno era veramente impossibile. È qualcosa di veramente incredibile. Ancora non riesco a capacitarmi di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo raggiunto. È stato, bello e soprattutto per me è importante perché ho avuto l'occasione proprio di giocare la finale di Champions e comunque di dare il mio contributo, alla squadra. Quindi, l'ho vissuta anche in prima persona, non sempre nei momenti più semplici della partita, anzi sempre verso la fine. Quindi, è doppiamente un bell'obiettivo raggiunto per me. A chi è andato il primo pensiero? Ma, sicuramente a una famiglia, che a me è molto cara, alla quale purtroppo è venuta a mancare nei giorni precedenti
una bambina e quindi sicuramente l'ho voluto dedicare a loro come vittoria. Ho giocato con un cuoricino con l'iniziale della bambina perché volevo già da prima, sperando in una vittoria, dedicarla a lei. L'intervista integrale in onda domani sera dalle 21 bianconero XXL. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.